Torna la paura per il coronavirus e il focolaio vicentino porta subito la sua dote di brutte notizie per il turismo bassanese. Appena si è sparsa la voce dell'innalzamento del rischio di contagio in Veneto, sono arrivate le sorprese. Ne sanno qualcosa all'hotel La Corte di Bassano. L'amara sorpresa, devo dire, questa mattina di una disdetta di due turisti altoatesini che avevano scelto la nostra città come destinazione, e quello che è stato molto brutto è che hanno citato proprio il motivo per cui, visto l'innalzamento dell'indice di contagio, specificando anche i numeri, hanno preferito per sicurezza loro rimanere a casa. Eccola la disdetta, una semplice mail che fa tornare in mente momenti drammatici agli operatori del comparto. Ricordiamo molto bene quel sabato perché il giorno dopo l'hotel si è svuotato, abbiamo avuto il 100% delle disdette, che al momento era solo delle 2 settimane dopo, e da allora però non si è più ripreso, tanto che abbiamo avuto il 100% delle disdette fino a tutto ottobre. Gli albergatori trattengono a stento la rabbia per come è partito il focolaio vicentino. Se pensiamo che tutto questo è dovuto al comportamento irresponsabile di una persona, questo ci fa arrabbiare molto. Ci fa arrabbiare perché siamo in un momento molto delicato per il nostro settore, non è ancora partito, non ci sono ancora prenotazioni, non ci sono turisti, però si inizia proprio adesso a promuovere di nuovo il territorio, soprattutto puntando sulla sicurezza, visto i dati incoraggianti che abbiamo avuto finora. C'è spazio però per un appello ai turisti. Tornate a vivere i nostri meravigliosi territori, soprattutto per quello che riguarda l'area bassanese, quindi i territori del Brenta, per tutti gli sport outdoor, quindi il cicloturismo primo fra tutti, ma possiamo fare anche il rafting, il volo libero, tante belle camminate all'aria aperta, soprattutto poi degustando la nostra enogastronomia dove effettivamente siamo i migliori.